Buonasera e benvenuti amici della Lega Calcio 8, siamo qui al Circolo Sportivo Ciriaci per raccontarvi la seconda giornata del girone del Ciriaci, per l'appunto della Serie A2. Ad affrontarsi questa sera è la Falegnameria Colangelo contro il Funus che però perde il pallone. Qui Giacca, opportunità di contropiede per la Falegnameria Colangelo. Giacca sposta il pallone sul sinistro, fa secco Moggiani, Giacca! L'1-0 della Falegnameria Colangelo porta la firma del numero 9 Giacca. Giacca viene invitato a fare un passo indietro dal direttore di gara, da questi a Moggiani che pensa al tiro, va con il sinistro, la deviazione di Zigrossi. Come del resto anche la Falegnameria Colangelo. Infatti queste sono due squadre veramente molto poco quotate per la vittoria finale. Pallone dentro di Alfonsi verso Zigrossi, Zigrossi si muove con il sinistro e beffa in uscita Kozma con il destro. Bellissimo gol da parte del centravanti del Funus. 1-1 qui al Ciriaci. Sta per intervenire Massaroni, ma opportunità di contropiede per il Funus FC. Pallone verso Fuoco che va con il mancino Kozma. Si risistema Fiacchini, la rincorsa, pallone che passa sotto le gambe di Kozma e c'è De Luca che salva sulla linea. Numero 9 si fa vedere Fuoco, viene servito in questo momento ancora Kozma. Fantaluzzi dentro per Giacca che con un doppio tacco se ne va a 3 giocatori. Veramente qui ottima giocata del numero 9 che rientra sul mancino, poi serve Esposito, va con il destro, punizione, andrà con il mancino dentro a cercare Giacca, pallone proprio per il numero 9 che si gira ed è costretto agli straordinari Simone Salvati. Va a Fuoco, l'appoggio verso Moggiani con il sinistro, la deviazione Ciccio Riccio, pallone verso il numero 7 Fiacchini. Fuoco taglia il campo, Fuoco con il mancino ed è un gol fantastico. Davide Fuoco, trema la cabina qui al Circolo Sportivo Ciriaci. 2-1 Funus. Rincorsa di Galuzzo, pallone che però viene rimesso fuori, poi ci prova Giusto. 4 effettivi della Falegnameria Colangelo in aria per l'ultimo attacco degli Orange. Palla lunga, esce Salvati con le mani e su questa uscita dell'estremo difensore del Funus FC termina il match. Il Funus FC batte al termine di una splendida partita la Falegnameria Colangelo 2-1, decide il sinistro violentissimo di Davide Fuoco. Io non metto mai in conto l'arbitro, poi stasera a noi ci mancano i 2 centrocampisti centrali, quindi non abbiamo nemmeno giocato bene. Il problema è che sull'episodio decisivo l'arbitro ha giudicato così, l'uomo lanciato a rete, quello è gol fatto, il portiere esce fuori dall'area, non dà l'espulsione. Ormai sono già 2 partite, perdiamo 2-1 su 2 episodi sfortunatissimi, però dobbiamo lavorare perché siamo esordienti, è il primo anno che facciamo la 2, quindi possiamo migliorare, insomma. La squadra c'è, andiamo così. Sicuramente questa è una partita molto più complicata rispetto a quella precedente, siamo andati pure sotto, noi non abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo ripresi nel secondo e abbiamo secondo me giocato molto meglio e meritato poi la vittoria alla fine. Tanti tiri in porta, il portiere loro gli faccio i complimenti che ha fatto una parata per tutto il secondo tempo strepitosa, però credo che alla fine i 3 punti ce li meritiamo più noi che loro.